sinistra il Mistral, che arriva al centro, la traversa di Cascino e poi l'autorete, incredibile autorete del numero 7 di Benedetto, 1-2. Potrà andare al pallone Tames. Poi fa subito il tocco semplice di Sampaio per lui. Può andare con schema il Mistral, Vitrano la mette lì, attenzione perché il pallone rimane conteso e arriva la deviazione vincente di Dorio, 2-3 subito, che arriva a seconda 4, attenzione Radelli, la parata di Vitrano e poi ci pensa proprio Tarantola a mettere il pallone fuori. Lo stop ancora qui, Esposito Torcivia, un manichino e spara cannonate, 3-3, che va in porta di Liberto Bravo, cambia gioco, vede Sampaio che se ne va, Sampaio al centro, Cataldi, azione spettacolare dell'arcobaleno Ispica di Tarantola, poi attenzione Torcivia, neanche esulta il capitano, sa che ha fatto un'altra magia, 4-4, pareggia nuovamente il Mistral, attenzione Dorio che perde palla, Sampaio, ancora una volta Joaquin Sampaio, Torcivia, Cascino, attenzione alla giocata, Torcivia, Sampaio, ripresa Torcivia, ancora Cascino anticipato, non c'è niente, gara super maschia adesso, poi continua poi la lotta da Tarantola a Cascino, Torcivia, ma chi è? Che cosa è? Marco Torcivia si è preso la squadra sulle spalle e trova il 6-5, emozionante il finale al Paloreto, riprende palla Radelli, può andare lui, come può per il muro, il pallone è passato, il Mistral capovolge la clessidra, superato e staccato anche oggi da Torcivia, attenzione palla al centro, Cataldi, doppietta per lui, si toglie la maglietta ma non è per esultare, è per far tornare in campo Vitrano, time out, mancano 5 secondi alla fine, esulta Torcivia, esulta tutto il Paloreto, il Mistral batte un Maido Marco Paleno Ispica.